Nessun trionfalismo, semplicemente avevamo ragione. Il 30 settembre non si farà alcun referendum per la separazione amministrativa di Venezia e Mestre. Lo ha deciso il TAR del Veneto, accogliendo il ricorso promosso da Comune e Città Metropolitana contro la Regione Veneto. I giudici amministrativi hanno depositato in mattinata la sentenza che annulla il decreto di indizione firmato dal governatore Luca Zaia, nonché la precedente legge regionale sulla consultazione. Pacata l'esultanza del sindaco veneziano Luigi Brugnaro, che sottolinea ancora una volta come il ricorso fosse fondato su aspetti tecnici e giuridici e non sulla sua posizione politica, pur fermamente contraria alla separazione. Adesso nei prossimi giorni faremo una conferenza stampa per spiegare anche le valutazioni invece più di natura politica e di futuro della città. Per adesso semplicemente posso dire avevamo ragione e il TAR ci ha dato ragione tecnicamente. Le motivazioni vi hanno soddisfatto, hanno confermato la vostra tesi? Sì, in pieno, totalmente in pieno, avevamo ragione noi. Era il referendum per separare Venezia era ed è illegittimo se fatto con quelle procedure. Non ne fa un dramma il governatore Luca Zaia, che aveva indetto il referendum per ottemperare a una legge regionale e dichiara la sua neutralità. Questa è una vicenda che si sta trascinando da un bel po'. Noi abbiamo sempre avuto un approccio laico come ce l'abbiamo con tutti i referendum tranne l'autonomia. Siamo a disposizione, dopodiché i tribunali sentenziano, se le sentenze vanno nella direzione che i referendum non si possono fare ne dobbiamo prendere atto. Al momento stiamo leggendo la sentenza, o meglio l'avvocatura regionale ci farà un parere. La sostanza, riassume Zaia, è che non sarebbe legittimo interpellare i soli cittadini di Venezia e Mestre, interessando al referendum l'intera città metropolitana. Di sicuro non indirò nuovamente una consultazione finché la questione non sarà definitivamente chiarita dal punto di vista legale, perché sono in gioco i soldi dei cittadini. Per il resto attendiamo le valutazioni degli uffici. Se il parere sarà ricorrere in Consiglio di Stato ricorreremo, se il parere sarà non ricorrere perché la sentenza è già sufficientemente motivata non ricorreremo. Resta fermo che chiunque può comunque fare ricorso avanti il Consiglio di Stato, i comitati o anche i singoli cittadini.